di dolo lungo l'autostrada A4, a perdere la vita Shakira, 20 anni di Mestre. Martedì festeggiamenti per il suo compleanno, ferito e già dimesso il marito di 22 anni. Sono iniziati stamani i lavori di sostituzione dell'ultimo tratto di Garrail sul cavalcavia da cui la sera del 3 ottobre scorso è precipitato il bus causando 22 morti e 14 feriti. 2 persone ferite, traffico bloccato in tutte e 3 le corsie per l'incidente avvenuto questa mattina lungo la tangenziale di Mestre, traffico deviato lungo via Milanese in direzione Milano, registrati fino a 6 km di coda. Industriali e artigiani veneti soddisfatti per la conclusione dell'iter sull'autonomia, ora è necessario normarla nel modo migliore per evitare un'Italia a 2 velocità, prioritario convocare una consulta regionale. I sindacati e l'autonomia, CISL prudente, no a pregiudizi e tifoserie, ma la Regione avvii subito un confronto con le parti sociali, CGIL all'attacco, pronte ad un referendum abrogativo. Oggi è arrivata anche l'ufficialità, Paolo Vanoli non sarà l'allenatore degli arancione-verdi nella prossima stagione, il club saluta e ringrazia l'ex allenatore, grazie mister. Per venire incontro alle famiglie veneziane, Mestrine torna anche quest'anno l'iniziativa Libro contro Libro, idea di Farsetti per risparmiare sull'acquisto dei testi scolastici. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano un'ampia pagina di cronaca a partire dallo scontro mortale ad Arino di Dolo lungo l'autostrada A4. Spezzata una giovane vita, quella di una ragazza di Mestre di soli 20 anni. Soltanto il giorno prima della tragedia aveva festeggiato il suo compleanno. Shakira Galli, 20 anni appena compiuti martedì 18 giugno, è morta il giorno seguente il suo compleanno, mercoledì 19 giugno, in seguito allo schianto con un tir, mentre a bordo della Panda, condotta dal marito di 22 anni, stava rientrando nella loro casa di Mestre. La tragedia intorno alle 22:30 lungo la 4, all'altezza di Arino di Dolo, direzione Venezia, quando il tir, fermo lungo l'area di parcheggio, si è immesso lungo la prima corsia senza accorgersi che la Panda stava sopraggiungendo lungo la stessa direzione. Terribile l'impatto con il mezzo pesante che ha preso in pieno l'auto accartocciandola come una scatoletta e proprio dal lato passeggero, come si vede dalle immagini, non lasciando alcuno scampo alla ragazza che è morta sul colpo in seguito alla terribile collisione. Per Shakira, nata a Venezia, originaria della Repubblica Dominicana, inutile infatti ogni tentativo di soccorso, prima con i tempestivi aiuti prestati da un vigile del fuoco di Udine, di passaggio che ha tentato di rianimarla con le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, poi con l'arrivo dei soccorsi dei sanitari del SUEM, con il medico che purtroppo non ha potuto far altro che dichiararne la morte. Ferito in modo lieve il marito della ventenne, subito ricoverato all'ospedale di Dolo e già dimesso nella mattinata odierna. Illeso l'autista del mezzo pesante. Sul posto con i vigili del fuoco arrivati da Mira e Padova che hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi del SUEM, il personale ausiliario della CAV e la Polstrada di Venezia, incaricata delle indagini, che ha posto sotto sequestro i cellulari dei 2 ragazzi con quello dell'autista del tir, con accertamenti anche sul camionista e il marito di Shakira, per verificare le condizioni di salute di entrambi, ovvero se stessero guidando sotto l'effetto di alcol o droga. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi dentro un negozio in via Vallon 10. Al momento non si conoscono ancora le sue generalità. Sul posto la polizia e la scientifica per i rilievi del caso. A quanto si apprende, l'uomo viveva nello stesso locale che aveva adibito anche ad abitazione e sarebbe deceduto per cause naturali. È stato trovato da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Sono iniziati stamani i lavori di sostituzione dell'ultimo tratto di Garrail sul cavalcavia da cui la sera del 3 ottobre scorso precipitò il bus. Sopralluogo questa mattina qui sul cavalcavia della strage del bus di Mestre, alla presenza dell'ingegner Placido Migliorino, detto il Mastino. Si procede con la sostituzione di guardrail e parapetto.
Si è proceduto per step, tranciando pezzo dopo pezzo del guardrail arrugginito sul cavalcavia, in cui la sera dello scorso 3 ottobre hanno perso la vita 22 persone, compreso l'autista del bus precipitato, e 14 sono rimaste ferite. Una volta rimossi, l'area sarà dissequestrata come aveva chiesto il Comune alla Procura alcune settimane fa, per poter procedere all'installazione dei nuovi pezzi. Quelli rimossi invece sono stati portati alla caserma Matter, dove al momento si trova anche il mezzo. Tutto sotto sequestro. La presenza di Migliorino, chiamato dalla PM Cameli, si è resa necessaria anche perché ha aspettato proprio a lui indicare ai tecnici dove tagliare, per non correre il rischio di compromettere il materiale di indagine. Il sopralluogo ha creato inevitabilmente disagi alla circolazione, con il cavalcavia superiore rimasto chiuso dalle 9:30 alle 16 circa. 5 le pattuglie della polizia locale per la gestione della viabilità. Intanto si attende ancora l'esito delle perizie effettuate nei mesi scorsi dopo la strage sul cavalcavia. La più attesa è proprio quella di Migliorino, depositata lo scorso 28 febbraio e su cui ancora le bocche sono cucite. Il compito dell'ingegnere era quello di stilare una valutazione sia sulla strada e le barriere, ma anche sulla dinamica, sul cedimento della banchina, sull'impennata del retrotreno, sulla caduta e l'atterraggio del bus. Finora l'unico elemento trapelato dai primi sopralluoghi è che lo sterzo del bus fosse effettivamente guasto. 2 persone ferite, traffico bloccato in tutte e 3 le corsie. Il bilancio dell'incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la tangenziale di Mestre tra 2 tir e una BMW. Lo schianto intorno alle 10 in corrispondenza dello svincolo milanese in direzione Milano. I feriti presi in carico dal personale del SUEM intervenuto sul posto con ambulanza e automedica. Intervenuti anche la polizia stradale, i vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di CAV. Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e ripristino della viabilità disposta dal centro operativo di CAV la temporanea deviazione del traffico sull'uscita milanese con successivo rientro in tangenziale attraverso lo svincolo di entrata in direzione Milano, registrati fino a 6 chilometri di coda. Truffe da decine di milioni di euro. La Guardia di Finanza ha scoperto un'associazione criminale che ha colpito decine di vittime. 3 persone in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora nel comune di residenza e un obbligo di presentazione alla polizia e sequestri per un valore di 3,5 milioni di euro. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova nei confronti dei componenti di un sodalizio criminale che almeno dal 2021 ha truffato cittadini italiani e stranieri, procurando fideiussioni ritenute false e utilizzando in maniera fraudolenta un istituto di diritto anglosassone denominato escrow agreement o deposito fiduciario. L'associazione individuava le vittime, imprenditori di tutto il mondo, prometteva loro l'ottenimento di finanziamenti anche di 200 milioni di euro in cambio di una provvigione mediamente sopra i 2 milioni. Denaro consegnato a un depositario terzo indipendente, detto appunto escrow agent, il quale avrebbe avuto l'obbligo di riconsegnarli al termine dell'operazione. Il meccanismo è molto complesso perché, come è stato spiegato durante la conferenza stampa, prevede la partecipazione di più soggetti. Comunque erano tutti imprenditori o comunque società praticamente alla ricerca di finanziamenti e che per ottenere questi finanziamenti al di fuori dei normali canali bancari tradizionali si rivolgevano a un soggetto che praticamente si prestava a fare quest'opera di mediazione rispetto ai possibili soggetti che dovevano finanziare queste operazioni attraverso chiaramente il pagamento di commissioni molto elevate. I reati contestati sono gravi, vanno dalla truffa al riciclaggio. Il ruolo centrale sarebbe stato svolto da un avvocato padovano, ora in carcere. Insieme alle misure cautelari disposte dal Tribunale di Padova, sono state eseguite decine di perquisizioni anche a Venezia e Padova. Il legale padovano, una volta ricevuta la somma a titolo di cauzione, d'accordo con gli altri membri dell'organizzazione, secondo l'accusa l'avrebbe suddivisa con bonifici su conti correnti esteri accesi in Estonia, Germania e Regno Unito. Tra le vittime anche 2 società di calcio. Arezzo, la società sportiva Arezzo e la società sportiva Livorno, che sono state ingannate perché hanno ricevuto delle fideiussioni false. Come tutti sapete, le fideiussioni sono uno strumento indispensabile per l'iscrizione ai campionati di calcio. Nel caso specifico si trattava dell'iscrizione al campionato di calcio Serie C dell'anno calcistico 2020-2021. Industriali e artigiani accolgono positivamente la fine dell'iter parlamentare sull'autonomia differenziata che è diventata legge. Per Confindustria è necessario però ora normarla nel modo corretto affinché non ci sia un'Italia a 2 velocità. Per CNA prioritario convocare la consulta per l'autonomia.
Questo è un grande treno, la nostra nazione. Se un locomotore non va bene oppure è più lento, noi non possiamo abbandonarlo, dobbiamo invece aiutarlo a crescere, perché il debito pubblico è comune, è di tutti, non è soltanto di alcuni. Finalmente si è arrivati a legiferare anche con il voto alla Camera sull'autonomia differenziata, ma ora è importante normarla nel modo corretto e verificare che dal punto di vista del tessuto economico non vi siano aziende di serie A e di serie B. Così Vincenzo Marinese, oggi vicepresidente per l'organizzazione e i rapporti con i territori e le categorie di Confindustria, siciliano di nascita, per anni è stato presidente degli industriali di Venezia e Rovigo, conosce dunque molto bene il territorio veneto, da dove il percorso dell'autonomia è nato. Dobbiamo fare attenzione che non dobbiamo passare come coloro i quali vogliono dividere in due il paese. Il paese è unico. Non convince per nulla Marinese invece il referendum abrogativo annunciato dalle opposizioni. Bisogna soltanto vedere praticamente come rendere questo paese unito a saldi invariati, senza che ci sia un paese che corre da una parte e uno che corre meno o che viene svantaggiato. Dobbiamo soltanto prendere questo spunto per regolamentare, non per abrogare. Le battaglie non si fanno mai contro qualcosa, si fanno sempre per qualcosa. Ora che l'iter della riforma sull'autonomia si è concluso, è il momento di passare ai fatti, spiega Ribon della CNA Veneto, che detta le prossime tappe. Noi riteniamo che sia importante che la Regione convochi subito la consulta per l'autonomia per entrare nel merito dei ragionamenti rispetto alle materie, alle tempistiche e alle modalità con le quali ragionare prima di un rapporto e una richiesta da parte della Regione allo Stato. Da questo punto di vista per noi l'autonomia è un mezzo per raggiungere il fine dell'autonomia per lo sviluppo. Intanto, secondo il rapporto 2024 Opportunità di tutela della salute e le performance regionali redatto dal CREA, emerge un'Italia divisa in due sulle performance sanitarie e sociosanitarie delle regioni, con gli indici più alti al centro-nord, anche se il sud registra maggiori miglioramenti. Negli ultimi 5 anni, rileva il rapporto, si è registrato un miglioramento del 46% della performance, che ha interessato tutte le ripartizioni geografiche e in maggior misura proprio le regioni del Mezzogiorno. Il rapporto CREA fornisce alcuni esiti che di fatto smentiscono i presagi di sventura paventati con l'approvazione dell'autonomia differenziata. Commenta il presidente del Veneto Luca Zaia, ci dice ad esempio che le regioni del sud sono migliorate del 75,9% in media contro il 44,9% del nord-est. E sull'autonomia prudenza da parte della CISL, mentre condanna su tutta la linea della riforma da parte della CGIL. Il punto di partenza per noi prioritario è che prima che si apra una discussione con le regioni sulla ipotesi di conferimento di nuovi poteri o competenze, si affronti il tema della definizione del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Ci sono diritti sociali, civili che vanno garantiti ad ogni latitudine. La CISL detta le prossime tappe ora che l'autonomia differenziata è diventata legge. Nessun verdetto di condanna. Sulle riforme costituzionali, dice Sbarra, il sindacato non ha mai avanzato pregiudizi. Qualunque processo di autonomia differenziata per noi non può che unire e rafforzare la coesione del nostro Paese. Per Sbarra ci sono però dei passaggi quanto mai obbligati proprio per mantenere l'uguaglianza nel Paese, dalla definizione e finanziamento dei LEP alla costruzione di un fondo di perequazione fiscale e finanziaria a livello nazionale, al superamento del concetto di spesa storica, oltre ad una richiesta a Governo e Parlamento. Che in ogni fase di attuazione di questa riforma venga assicurata la piena partecipazione, il dialogo e il confronto con le parti sociali. Molto più severa l'analisi della CGIL regionale, che definisce quella dell'autonomia una controriforma negativa per le persone che rappresentiamo, così come, spiega la segretaria Tiziana Basso, non darà risposta ai lavoratori. Di fatto sposta delle materie che hanno una grande importanza alla Regione, che non è in grado di assorbirle, mette in campo una rottura non solo all'interno della nostra Regione, ma anche all'interno della stessa del Paese, ma anche della nostra Regione, tra aree interne, più periferiche e aree centrali. Ci sono già delle differenze molto marcate, per esempio sulla salute, se uno abita a Belluno piuttosto che abita a Padova Centro. Ma per il sindacato c'è un altro rischio all'orizzonte.
Pensiamo che questo metta a rischio anche il contratto collettivo nazionale di lavoro, che è garanzia per tutte e tutti di avere al punto delle regole comuni, non solo appunto, ripeto, in tutto il paese, ma anche all'interno della nostra regione. La CGIL è pronta a dare battaglia. Noi ci muoveremo perché comunque l'obiettivo per noi è quello del referendum abrogativo. 16 comuni al voto in Veneto domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per la sfida dei ballottaggi che Antena 3 seguirà in diretta lunedì dalle 13.30 con un'edizione straordinaria non stop fino ai risultati finali. Occhi puntati soprattutto su Rovigo, Bassano del Grappa, Vittorio Veneto, Spinee e Portogruaro. Dalle 13.30 ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati dai comuni per aggiornarvi minuto dopo minuto sull'ultima sfida delle urne. Da mesi ci vivevano in 6. La polizia locale di San Donà di Piave ha sgombrato l'ex cantina sociale che ora sarà oggetto di un intervento di rigenerazione urbana. Sgomberato dalla polizia locale il terzo blocco dell'ex cantina sociale a San Donà di Piave, oggetto di più segnalazioni dei residenti che avevano informato il comune dell'accesso non autorizzato di abusivi, soprattutto in orari serali. All'interno infatti sono stati trovati 6 uomini senza fissa dimora, 2 italiani di 43 e 39 anni, 2 tunisini di 61 e 39, un algerino di 58 e un marocchino di 53 anni, che avevano occupato la parte più alta dell'edificio. Sono stati identificati e denunciati per invasione di edificio pubblico in concorso. Contestualmente gli accessi all'immobile sono stati chiusi con reti elettrosaldate per impedire nuovi ingressi. Successivamente lo stabile è anche stato svuotato dal materiale che i senza fissa dimora avevano portato negli ultimi mesi, come letti, coperte, mobili in legno e addirittura una cucina rudimentale. Inaugurata la nuova conca di intestadura Musile di Piave dopo un intervento di recupero e ammodernamento che ha permesso il recupero dell'opera del 1873, simbolo della Grande Guerra. A un anno dall'avvio dei lavori e ad oltre 150 dalla sua apertura alla navigazione fluviale, la conca di intestadura a Musile di Piave torna in attività dopo un intervento di ammodernamento e recupero funzionale. Un intervento che porta con sé un investimento di 2.400.000 euro, un intervento molto richiesto dal territorio. La conca di intestadura ha di fatto una doppia finalità, sia una finalità di difesa idraulica della Piave Vecchia rispetto alla Piave, perché è la conca che le mette in comunicazione, ma anche un'importanza turistica per tutta la promozione turistica, le potenzialità di questo territorio sul trasporto fluviale. Le idrovie interessate dai manufatti che abbiamo inaugurato oggi sono afferenti alla litoranea veneta, che è un corso d'acqua che collega la laguna di Venezia alla laguna di Grado con un'estensione di 127 km parallela alla costa, e questa anche da recenti studi sviluppati attraverso l'Università Ca' Foscari ha rilevato che investimenti su questa idrovia comporta anche la produzione di moltiplicatori economici sia per la produzione, sia per il PIL, sia anche per il valore aggiunto sul territorio. Lunga circa 68 metri e con un'entrata in bacino larga 7, la conca è stata costruita nel 1873. Durante la Prima Guerra Mondiale aveva subito diversi danni ed era stata sottoposta a numerosi interventi manutentivi. L'immobile è vincolato dalla soprintendenza avendo più di 150 anni, e per questo le azioni messe in campo sia per la riqualificazione delle parti murarie, ma anche per quanto riguarda il revamping degli impianti che consentono la movimentazione delle porte è stato assolutamente importante. Siamo allo sport, oggi è arrivata anche l'ufficialità, Paolo Vanoli non sarà l'allenatore degli arancio-nero-verdi nella prossima stagione. Oggi per il Venezia Football Club e i tifosi arancio-nero-verdi è il giorno del grazie a Paolo Vanoli e al suo staff che hanno condotto la squadra in Serie A, assecondando la volontà di Vanoli, che la società lagunare avrebbe ovviamente volentieri confermato anche per la prossima stagione. Il club ha sottoscritto la rescissione consensuale del contratto. Nel comunicato del sodalizio arancio-nero-verde, Vanoli viene salutato con affetto e si dà atto al grande lavoro del mister che, si legge nella nota ufficiale, per temperamento e professionalità ha incarnato i valori del Venezia Football Club. Così Vanoli la sera della magica promozione in Serie A. Ciao a tutti!
Si va in Serie A! Il general manager del Venezia Filippo Antonelli non è stato con le mani in mano e ha condotto in modo magistrale la trattativa ed è grande protagonista sul mercato. Vanoli andrà al Torino come previsto. I Granata pagheranno la clausola per un importo di circa 800.000 euro, dicono fonti ben informate, con uno sconto rispetto al €1.000.000 previsto dal contratto. Hanno rescisso anche il vice Lino Godigno, il preparatore atletico Giampiero Ascenzi, grande protagonista e artefice della promozione in Serie A, e il preparatore dei portieri Marco Zuccher, che seguiranno Vanoli in Granata. Ma oggi per Vanoli ha una sola voce, una sola parola: grazie. Capolavoro, dai. 1 anno e mezzo di grande lavoro, complimenti a tutti, soprattutto a questi giocatori che non hanno mai mollato. Quando c'era da soffrire hanno saputo soffrire e sono stati bravi. Che emozione ha questa sera? Forte perché senti ancora i tifosi quando entri in uno stadio così pieno, penso è un po' il nostro teatro, come l'ho soprannominato io, è uno spettacolo. Ma ripeto, l'anno scorso siamo stati noi a trascinare i tifosi allo stadio giocando un grande calcio, quest'anno loro nel finale ci hanno trascinato noi a arrivare a questo grande risultato che deriva dal lavoro di tutti, quindi dal presidente, al direttore e a tutti quelli che lavorano per questa società. Per venire incontro alle famiglie, il Comune propone anche quest'anno l'iniziativa Libro contro Libro. Torna Libro contro Libro, iniziativa rivolta a famiglie e ragazzi per lo scambio dei testi scolastici usati. Un'occasione di risparmio visti anche i costi elevati da sostenere e un modo per evitare sprechi. Non serve solo a educare i ragazzi a evitare gli sprechi, ma anche un'importante occasione di risparmio per le stesse famiglie e anche un'occasione di socialità e di rete sul territorio. Parliamo della possibilità data a tutti i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori di potersi scambiare i libri scolastici. Avverrà in 2 momenti, un primo momento che parte in questa settimana, cominciamo venerdì pomeriggio alla Sala San Leonardo con la Municipalità di Venezia, Murano e Burano, per proseguire poi sabato, sempre pomeriggio, con la Municipalità di Mestre Carpenedo e così a seguire con un ricco calendario. Ogni municipalità gestirà in autonomia l'organizzazione delle date e dei luoghi, in modo da poter essere il più possibile vicina ai cittadini. Non servirà la prenotazione, ma basterà recarsi negli orari e nei luoghi preposti. I ragazzi troveranno delle bacheche dove potranno affiggere anche le loro ricerche, troveranno il materiale per poter concludere e avviare le trattative in maniera riservata e troveranno anche la possibilità di uno scambio reciproco con tutti coloro che coetanei sul territorio frequentano le scuole dello stesso indirizzo. Chi volesse chiedere informazioni può anche scrivere un'email a librocontrolibro@venezia.it. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.